lo stiamo testando, dà risultati incoraggianti, stiamo andando avanti. Fra l'altro noi siamo anche autorizzati per altri farmaci per farne delle verifiche a livello nazionale e siamo inseriti in una rete internazionale proprio che va ad attivare queste terapie in via sperimentale. Questo farmaco in particolar modo al momento sembra dia risultati incoraggianti. Sono già 8 i nosocomi veneti, l'azienda ospedaliera di Padova, l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Vicenza, Bassano e Sant'Orso in provincia di Vicenza, Rovigo, Villafranca e Negrari in provincia di Verona, che hanno aderito alla sperimentazione del farmaco contro l'artrite reumatoide per curare il coronavirus. Una speranza nel contrasto al Covid-19. Intanto questa mattina sono partite dal centro di stoccaggio della Protezione Civile di Padova, alla volta delle amministrazioni provinciali venete, circa 570.000 mascherine protettive realizzate da Grafica Veneta. Verranno distribuite ai comuni in proporzione ai cittadini residenti. Domani ne saranno consegnate altre 400.000. E continua la corsa da parte della Regione agli approvvigionamenti, respiratori meccanici e dispositivi di protezione individuale in primis. Ne sono arrivati 13 stanotte, ne arrivano 50 lunedì e DP ne sono arrivate perché penso siano arrivate 150 o 200.000 dispositivi. Si va avanti anche nell'azione dei tamponi. Lunedì, spiega Zai, arriveranno 11 macchinari sul fronte dei test, mentre sono già 200.000 i kit rapidi arrivati in Veneto e altri 400.000 potrebbero giungere a breve se si concluderà l'affare con la Cina. Ma adesso a preoccupare c'è anche la situazione di Verona. Verona porta a casa una settantina di malati al giorno. Ve lo dico a quelli che pensano che sia sbagliato svuotare gli ospedali. Per fortuna abbiamo svuotato Villafranca che dedichiamo a questi pazienti. In questa fase, soprattutto con questa impennata su Verona, noi siamo molto preoccupati per quella che era fino a una settimana fa la Cenerentola del coronavirus del Veneto ed oggi ha avuto un'impennata paurosa. Tanto è vero che anche questa mattina col dottor Cobello e il dottor Girardi abbiamo fatto la conta dei posti liberi.